Bella ragazzi, tutto il comando veneziano, torniamo su PES, PES 6 Remastered da PES 21 ovviamente, e andiamo al Livorno-Fiorentina Derby. Scusate se non ho registrato molto PES, ma tanti impegni purtroppo quotidiani. E andiamo avanti ragazzi, con la Master League 2006. Derby da vincere, da portare a casa Buonasera e punti. benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza La che Brezza, anzi, siamo certi, i giocatori in campo si è apprezzeranno. sbloccato anche il Insomma, Lucchetta Toni. davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, Grande. infatti, Luca Toni sembrano recupera, proprio va al per massimo. poco. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Sveglia però. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Siamo già al quinto minuto, Caressa. Morrone. Paulinho. Adrian Mutu. Non perderla, Mutu molto bene per Marco Van Van Bommel. Bommel, Non è in forma, ma non posso giocare senza Van Bommel. Veron. Toni. Lucchetta. Buon mercato quello della Fiorentina. Mi piace la squadra, però dobbiamo creare un po' di intesa. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Bravissimo. Gareth Bale. Titolare oggi, Garettone, in formissima. Ecco Luca Toni. Toni. Lucchetta. Lucchetta, ma Veron Pallone dorme qua. intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Il portiere la spedisce su. Dai, Fio sveglia però. Molto bene. Van Bommel. Ancora Marchetto Van Bommel per Juan Sebastian. Palla in avanti verso il compagno. Zidane. Toni. Buon Tony. lancio. Bravo. Colpisce. E una Ma palla peccato, bellissima. bell'acquisto però quello di Zidane. Allunga in verticale. Chiaramente non Zinedine, ma appena ritirato. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Attenzione, il Baca. Cerca può colpire. No! Non ci credo. Che culo del Livorno. 1-0. Certo che Frey non è para mezza, però, Frey in questo momento è la grande delusione di questo inizio di season. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. No, attenzione, dormita, dormita, dormita. Guadagna metri. Tenta la conclusione. Stavolta Frey la para sempre su deviazione, molto fortunata. Molto fortunato il Van Livorno. Bommel. Dai raga, però dobbiamo svegliarci, cazzo. Niente. Toni non riesce a servire il compagno. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la Veron, sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Kroldrup, Luca Toni. Toni Dominiamo noi ma vince il Livorno. Toni qua la perde male. nelle ultime settimane ha segnato molti gol nella fase centrale del primo tempo. La Va partita di oggi Bommel. però sembra Fa la essere partita alla Fiore decisiva. ma vince il Livorno. Sbaglia qua Adrian. Si trovano a inseguire, ma non devono farsi scoraggiare. Bisogna riordinare le idee per ritrovare concentrazione e Dai disciplina. però, Cerca l'uomo là davanti. niente. Livorno un tiro un gol praticamente. Koldrup la tira Pallone su avanti lungo. per Si fa trovare Zidane ma subito nulla da e fare. sventa un'azione rischiosa. Fallo netto Ma in dai, ma finalizzazione fallo del di... recupero. Che due Maron Glacé. Vigiani per il Baca, autore del gol. Gioca una palla lunga. La Fallo, Fiorentina in calcio grazie. di punizione. Vai. Dai veloce, Bale. Bale. Vai Garettone. Jorgensen. Bravo Jorgensen. Bale. Veron. Jorgensen. Giochiamo un po' la palla. C'è Mutu. l'opportunità. Mutu. Tony si Passa nasconde. punteggiato. Luca si nasconde. Zio Ken. Tocco preciso. Ancora Veron Hanno che provato, recupera. non sono stati in grado però di portarsi a Luca. gol. Dai, il nostro Lucone. Ma che passaggio è? Meno male, Veron. Veron. Cross di Veron. Bello. Brutto questo traversone, non sfrutta proprio il movimento Bale degli dorme. esterni. Antonio Filippini. C'è la palla lunga in avanti. Incredibile. Occasione per il contropiede.
spinge sulla fascia destra e passa. Occhio. Potrebbe essergli fatale. Jorgensen. Lungo passaggio in avanti. Ecco Tony. Luca. Bravo Luca che tiene palla, poi è lento però. Difficile da girare. Niente, lo lasciamo proprio. È tosta questa mod, è tostissima nella stagione 2006-2007, PES 6 Remastered, se così si può dire. Bale, lancio di Bale, cambio gioco errato. Pallone lungo in verticale. Dainelli, il Dai non sbaglia. E trova bene il compagno. Cerca il tiro. Finisce il primo tempo. Male la Viola. Sembrava fatta, ha sbagliato. 1-0 per il Livorno. Non meritata il vantaggio però. Vabbè, me l'hai messo male però. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo Mettiamo Mongolivo. ci sia un solo gol a referto. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare, così possono ribaltare la situazione. Vabbè, me l'hai messo malissimo. Vai, non possiamo perdere il derby. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. La Veron. Fiorentina ha ancora un tempo davanti, nulla è Veron, perduto, ma Mutu. deve assolutamente affrontare Niente, non posso giocare di prima. completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Ma perché la perdiamo sempre? Passa. Mamma mia. Male, Fiore. Decidono di giocarla all'indietro. Scodella in avanti. Antonio Filippini. Bravo, Mutolivo. Jorgensen. Mutu per Jorgensen. Ma perché non la passa? Antonio Filippini. Ma perché non la passa Jorgensen? Dio madonna. Mutu. Prova a giocarla in profondità. Zidane per Jorgensen che dorme. Pallone a sinistra. Gareth. Mette in mezzo. Mutu? Non ci credo. Guarda, la palla deve arrivare a Tony. No, Mutu di testa. Quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Un tiro a caso su deviazione. Dio santo. Cercano di rilanciare l'azione dalla Guarda. Livorno come il Barcellona adesso. sotto di una rete, deve provarci con più grinta. Tiki taka livornese. Ok, Jorgensen. Dai che non è finita, manca ancora tanto. Gareth avanza. Garettone show. Garettone. Cross in mezzo. Ma perché così? Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. Tony. Zidane. Jorgensen sta giocando comunque meglio la Fiorentina, ma sempre cross di merda, Dio Cristo. Non riusciamo a fare mezzo cross. Vergogna. Arriviamo anche bene in area. Qua Zidane la perde male però. Male oggi Zidane. Molto stanco anche. Mettiamo il pazzo Pazzini. E mettiamo Santana, spostiamo Veron qua, però sono tutti fuori forma anche. Proprio abbiamo una squadra, ecco, il punto debole è che non è giovanissima a centrocampo. Però non è con tantissimi soldi, attenzione Mutu, ma passala di... Deve far fronte alla pressione dell'avversario. Che due coglioni. Marcello Lippi molto nervoso in panchina perché la squadra gioca anche, ma non riusciamo a finalizzare. Gareth. Sbaglia, Gareth. Gareth per Jorgensen.
Jorgensen per Mutu. Riceve il passaggio. E ovviamente la perdiamo. Toni. Toni la recupera bene. Dopo la perde ma la riprende. No, ma, ma perché sti passaggi di merda? No, a livello di passaggi vergognosi. Antonio Filippini. Bale di forza. Jorgensen. Toni. Toni. Fallo. Calcio di punizione. Ci sono tanti saltatori. Non mi fido a tirare. Riceve la palla. Il pazzo. Occhio al tiro. Pazzini appena entrato. Giampaolo Pazzini 1-1. Che fino a qualche istante fa tutto sembrava perduto per loro. Bravo pazzo. Non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel banco. Bravo pazzo, con ancora 10 minuti per cercare di portarla a casa Luca. Luca di cuore. Luca, bellissimo per il pazzo. Non ci credo. E non è riuscito a trovare il gol. Poteva risolvere il pazzo. Le opportunità vanno capitalizzate. È una partita Santana. pratica. Difficilmente vedremo tante occasioni. Dall'incornata. No, Jorgensen cosa fa? Gareth. È un dominio viola. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Jorgensen. Niente. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Bravo ancora Bale, Fiorentina show, ma non basta, vero? Vero? Lanciatori! Toni scivola. Lippi si incazza, ma ci manca sempre quel qualcosa. Molto strano Lucarelli in panchina, forse qualche problema fisico per Luca. Attenzione. Per Verona forse è lunga. Sì. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Questa è una squadra di mix giovani e anzianotti. Dobbiamo creare la dinastia. La dinastia viola, attenzione però. Toni lancia pazzini. Fallo questo. No, non può non fischiarmelo. Vabbè. Ti prego, l'incornata di Lucchetta. Toni! Mamma mia, non riesco a segnare di testa, neanche per sbaglio. Dominio viola, ma non basta. Veron. Jorgensen. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Niente da fare. Livorno porta a casa un pareggio immeritatissimo. Attenzione, ultima occasione forse. Attenzione, l'ultima occasione. E fatalità, sbaglia il passaggio. Non ci credo. Va bene. Non c'è più tempo, finisce qui. Nessuno è riuscito a trovare la vittoria. Il pareggio però ci sta. Abbiamo visto due buone squadre. Butto via punti così. Buttiamo via punti. Siamo sesti a 9 punti. A le prime se ne stanno Messina Show. È chiaro che se vogliamo andare in Europa dobbiamo migliorare la marcia. Ho detto me la gioco il Treviso, vado con le seconde linee e vado in simulazione, perdo 4-2. Salutiamo già forse quasi la Coppa Italia, non ho parole. Totale di 4-3, usciamo dalla Coppa Italia al primo turno, non ho parole, certo, vado tranquillo. Persa così, ma sinceramente non me ne frega un cazzo. No, la nostra concentrazione è solo sul campionato, però perde col Treviso, non è un bel segno. Fiorentina Regina dopo l'umiliante sconfitta in Coppa Italia. Raga, ci dobbiamo svegliare però, perché non va bene. Ho avuto un po' di cambio perché la squadra è fuori forma da un bomber completamente distrutto. Anche l'attacco, devo mettere Cavani, che è un giovanissimo. Vabbè, Franchi è già un po' innervosito. Attenzione, Mutu. Secondo le previsioni a nostra disposizione esiste solo un 50% di possibilità di pioggia, ma a essere sincero, guardando intorno, mi sa che chi si è portato l'ombrello ha fatto bene. Stai buono, Caressa, non romperci i maroni. Un complesso magnifico. È sicuramente un valore aggiunto allo non c'è la regina di Rolando Bianchi. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Vai Jorgensen.
Montolivo Montolivo al posto di Van Bommel, rompe un po' i coglioni, ma... Tony, riceve il passaggio. Tony, un po' di rapina, niente da fare, no, no. Siamo proprio Mesto sfortunati però, eh. Per me la squadra c'è, tentativo di allungare il gioco. dobbiamo solo crescere come intese. Si riparte con un fallo laterale. Si riparte, ancora 15 minuti di gioco. Montolivo sbaglio, clamoroso qua di Sulla Mongolivo. destra. Se ne va. La Uh, cross si butta per incorrere. incredibile, subito prendiamo il gol. Niente, veramente paghiamo Carobbio. Un grande colpo di testa Al primo tiro in porta, Coraggioso ed prendiamo sempre efficace. gol. Non c'è che dire, un gran gol. No bene ragazzi, no hanno bene. trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Thiago Silva c'è in difesa, tutta gente da potenziale ma che ancora è giovane. Fiorentina si ritrova a inseguire già dalle prime battute. Un gol nelle prime battute di partita ti può condizionare anche psicologicamente. Adesso la squadra deve Mutu, essere brava, Adriano rimanere Mutu, concentrata, il signor Adriano. affidamento su Vai, quella Martino. organizzazione tattica che sicuramente l'allenatore ha preparato. Vai Gareth, per piacere. Bale la mette in mezzo. Attenzione Cavani! Non ci credo Cavani, sto sbarbato per poco. Lontana il pericolo. Tony purtroppo fuori dall'area, fa fatica. Lancio lungo del portiere. Ha bisogno del sostegno dei compagni in questo frangente. Mesto. Palla nello Mesto. spazio, attenzione. Bravi. Intercetta il passaggio. Tiago Drago. Vuole la profondità. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Modesto. Modesto. Incredibile, stiamo perdendo anche questa e dominiamo. Guarda come si muovono verso l'esterno per creare Io spazio. parto già nell'handicap con un gol subito. Che in genere ti piace molto, vero? Non molto, non sono mai stato un grande stimatore di questa tattica. Soprattutto non mi piace l'idea di portare via dall'area di rigore Va bene. gli attaccanti, gli uomini che hanno maggiori capacità di Sento un Marcello Lippi molto teso. rispetto alle ali. Dopo la sconfitta in Coppa Italia, poi c'è col Treviso. Palla lunga a cercare Tony, il bella compagno. sponda. Mesto. Si trovano a inseguire, ma non devono farsi scoraggiare. Bisogna riordinare le idee per ritrovare concentrazione e disciplina. Sulla fascia, è libero. È libero di creare Occhio. pericolo. Numero. È in posizione per il cross. Grande prova. Bravo di lotta. Silva. Dai però, madonna, dormiamo, Modesto. Vabbè, questo è fallo. Per questa volta l'arbitro lo grazia, ma lo ridarguisce molto energicamente. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto... Ecco la respinta del Frey con una respinta alquanto curiosa. Veron. Veron lancia... Cavani, cosa fa Davidson? Che è ancora lento purtroppo. Peccato Il però. tocco è verso il portiere. Ma si vedono già sprazzi di campione. Mesto. Bianchi. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Vai Jorgensen. Jorgensen lancia Cavani. Cavani. Edinson Cavani. Questo giovane ragazzo pareggia. 1-1. Boom boom. Queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione Bravi, vincente in ragazzi. pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Cavani con questa rete. Attenzione, Edinson scatenato. Edinson. Sto 19enne è forte ragazzi. Chissà. Di nuovo in parità. Avrà una bella carriera? Non lo Questa sappiamo. partita vale tutto il prezzo del biglietto. Qua non ci arriva. Tony è stanchissimo. Madonna, però veramente la resistenza di questi giocatori però è veramente inguardabile. Alessandro Lucarelli.
prende l'iniziativa e la Ho propone. una squadra di anzianotti, non lo so se... Spinosa, ma il suo intervento è stato Muto, anche muto, provvidenziale. tutti, oh. Jorgensen. Jorgensen per Cavani, che ci arriva. Peccato. Pallone al sicuro tra le braccia del portiere. Attenzione ancora. Cavani partitona oggi, eh. 1-1. È stato un bel primo tempo. Il risultato dovrebbe far pensare a un incontro noioso. Contro Valterone Mazzarri. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale. Cavani è stanco però. Corrono su tutti i palloni, hanno sempre il modo giusto di affrontare l'avversario e questo ha permesso loro di pareggiare. Va benissimo, Cavani ci ha strappato veramente un gollazzo fondamentale. Bisogna vincerla però, eh. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. Veron dorme. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Mutu riconquista la palla. Attenzione. Occhio. La mette in avanti. Niente. Perdiamo troppi palloni a centrocampo però. Trova il compagno in buona posizione. E quindi prendiamo un tiro, un gol. È quello che è fastidioso. Ottima Bravo pressione. Daino, bravo Daino. Daino vede il pa. Ma perché passaggio, eh? Biondini. Alessandro Lucarelli. Dai, fioi. Modesto. Scatta verso il pallone. Bravissimo. Attenzione, Veron. Vai Seb. Toni. Sulla fascia, in profondità. Vai, bel cross. Niente. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Mutu. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Attenzione, Ecco Veron. Cross di Veron. Toni. Toni. Ah, peccato. Che salvataggio da parte del portiere. Il portiere ha risposto presente. Ci manca quel qualcosa. Intervento pregevole. Attenzione il pazzo. Mamma mia. Alessandro Lucarelli. Modesto. Scatta verso il pallone. Modesto. Niente da fare. E sarà rimessa con le mani. Modesto. Occhio al traverso. Deviazione di Mamma testa. mia, quanto l'ho rischiata. È mancata un Più in po' notte però. La regina ha portato tanti uomini in area di rigore, non sono comunque riusciti a realizzare. Pazzini. Sponda. Sbagliata ovviamente. il portiere la calcia lontano. Possiamo pareggiare anche questa. Perdiamo troppi punti con le piccole. Mette il fisico e conquista il pallone. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. A fare i cambi, la squadra è stanca. Esce Veron, entra Van Bommel. Poi mettiamo proprio Jorgensen. È un centrocampo Doprava, Proviamolo. Provano a ripartire da dietro. Alessandro Lucarelli. Modesto. La gioca in profondità. Bianchi. Occhio. La mette sulla sinistra. Vediamo se Notte. può capitalizzare. Grazie. Possiamo prendere la palla? Dai, con la regina in casa. Lo hanno intrappolato. Pazzini se la allunga. Jorgensen per Gareth. Pazzo, il pazzo è lento. Abbiamo un attacco comunque lento. Lungo passaggio in avanti. Alla peggio nello scontro di forza. Bravo Tiago. Ecco Toni. Ecco Toni. Veron. Bravo Veron. Toni. Palla allontanata senza troppi complimenti.
Bravo. Punto Olivo per Verona, la squadra gioca, lo sappiamo. Mutu. Mutu! 2-1 Viola. Grandissimo gol su assist di Veron. Partite collosissime però. Dobbiamo stare molto attenti. Mutu, ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione. Conducono. Stiamo attenti adesso ragazzi. No, beh, no, sta cagata. Ah. Regaliamo un corner. Sceglie di battere corto. Riceve un pallone interessante. Bravo. Tony non... Ne far di più Tony, Fioi. Bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Luca, non la perdere, bravo Lucchetta. Ottima Ecco. pressione la sua. Palla recuperata. Modesto. Bravo, Falusi. A questo punto del match non possono restare Pazzo. nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Mutu. Mutu. Numero di Mutu! E la chiudiamo. Grande Mutu. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa. Quarto gol per Mutu. Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. Mutu, vedo dalle statistiche a mia disposizione, ha realizzato il quarto gol stagionale. Buono, buono. E ora ci sono 2 gol a dividere le squadre. Ma basta, petulante I forze obeso. sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Aia. Oh. Oh, Frela para. Si esprime in un buon intervento. Sembrava aver Non è un intervento di routine, ricordiamocelo. Dai, 3 punti importanti per il cammino verso intanto l'Europa. Ci mette il fisico. Grande Dopparado, ragazzi, entra Dopparado e vinciamo tutto. Attenzione, Cosa succederà? attenzione, E passa. attenzione. Dopparado! Era tiro. Mamma mia, ci ha provato. Decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Pallone lungo in verticale. Il quarto ufficiale di gara mostra che saranno 3 i minuti aggiuntivi prima del fischio finale. Montolivo. Dai, che andiamo a vincere una partita strameritata Pressione la sua. Palla recuperata. e vaffanculo tutti. Mesto. Gian Domenico, Vede la porta. ottima vittoria. Proprio alla fine. Questa di fatto era l'ultima azione della gara. Finisce qui. Bravi ragazzi, gli uomini di Lippi vincono 3-1 contro la Regina e scaliamo in classifica. Molto bene. Siamo quinti, siamo là, l'Inter ragazzi è fortissimo. Messina show comunque. Derby contro il Siena, a Siena raga, dobbiamo assolutamente portare a casa di 3 punti, la squadra in forma, tanti lampeggiano, Tony sta in forma, Verona in forma, Bale in forma, Fioi, dai che ci siamo, l'obiettivo minimo è la UEFA Champions League. È giornata di derby. La rivalità tra le due formazioni in campo oggi è profondamente radicata nella storia dello sport di questo paese. Ma stai È buono. nota per dividere opinioni, gruppi di amici, addirittura famiglie. Insomma, un po' di tutto è diviso da queste parti. La partita durerà anche solo 90 minuti, ma le ripercussioni... Ma stai zitto Caressa e pensa... L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. L'intensità... Bravissimo Van Bommel, dai Mark, voglio gol di Tony oggi, Sembra ormai pronto per il derby. Un derby è una partita sempre speciale. Mutu lo lancia su, Per i tifosi o per le società. Periti anche, oggi sta meglio. Conoscono anch'io, Fabio. Posso assicurarti che i giocatori Tony. sentono la rivalità Tony. molto più La perde, ma- che traspare all'esterno. Buono Mutu. A volte sono partite che sfociano Veron. in disciplina, ma assistere a un derby regala No, sempre Sebastiano, no. pathos e adrenalina. Nel frattempo la gara è iniziata. Sì, siamo già al 90esimo. Per i tifosi delle due squadre, questa è la partita delle partite. Bello. Sono sicuro che ci divertiremo oggi, Luca.
intercettata, ottimo il Buono. suo senso della posizione. Dai Tony, devi dar fastidio Tony. Ah, La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Seb. Bravo Kroldrup. Pazzini. C'è Zidane, scusate, bellissimo Zidane per Tony, ma Tony non deve crossarla però. E la crossa anche bene! Non ci credo. Allontana il pericolo. Non riesce a convertire il cross in rete. Sembrava quasi uno schema provato e riprovato in allenamento. Si è mosso con Mutu. un tempismo perfetto sulla palla. Mutu dei la passa compagni. malissimo Si vede Tony. che tra i due giocatori c'è una grande intesa. Bravo, Montolivo recupera, Veron. Ottima Fiorentina, Mutu. Mutu, Veron, come gioca la Viola. Ufalusi. La mette dentro. Niente. Attenzione Luca. Partire il contropiede. Luca è murata. Dai raga, dai. Prova a prolungare in avanti. Si Ancora fa però la trovare Viola subito sta una dominando la azione Fiorentina. rischiosa. Mutu. Toni. Tony. Per Adriano. Adriano Mutu. Toni. Tony! Il peccato. Finalizzazione decisamente infelice. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Tenta di scavalcare la mediana. Ancora 15 i minuti di gioco. Occasione per il contropiede. No! Mamma mia, grande Frey qua. No, no, no. Chiesa, Alberto. Ma dov'è il fallo? Ma dov'è il fallo? Partirà con un calcio da fermo. Eccola. Chiesa punisce. Ci vuole un talento straordinario. Niente, non posso andare in vantaggio mai. Strepitoso. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. Molto bellissimo per Veron, che però è lento, cioè quello è il problema di Veron. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Ottimo il fraseggio. Vediamo se può capitalizzare. Lo hanno marcato. Attenzione Jorgensen. Non si è potuto liberare. Pazzo. Bella stazione. Ha visto Ma il niente da pericolo, fare. è riuscito ad anticipare Incredibile, l'avversario. però non posso partire sempre 1-0 per gli altri, però. Lungo, in verticale. Ci mette Guarda il Frick. fisico e conquista il pallone. Si riparte con un- Male, male, male. Sempre in svantaggio. Non vai in Champions League con questo ritmo. Non è finita. Pericolo. C'è letteralmente Jorgensen. una pioggia di cross in area lunga. Sì, Jorgensen quando per è il una torre al per centro Zidane, dell'area scusate. devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, Jorgensen. solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare Mutu. risultati. Veron. Ancora Mutu. Grande prova di forza. Zidane. Niente, la perdiamo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Palla oltre la linea, gioco fermo. Veron, vede Scambio Ufalusi. sul pallone. È ancora murato. Il Siena, la difesa del Laterale. Real Madrid, Milan, Juve, Barcellona, Manchester messi insieme? Mutu, la mette in mezzo. Tony. Bella sta sponda, non capita la Zidane. Magia di Enrico Chiesa. Difesa ancora decisiva. Gastaldello. Mostrano un buon controllo del gioco. Mutu. Prova a verticalizzare. Palla filtrante Bravo, per Toni. no, Tony non puoi perderla sempre, però. Io capisco che non è il tuo gioco, il lancio in profondità e dribbling, però. Guarda Gareth, dorme qua Gareth. Spazio per calciare. Ecco il tiro. Bravo Tiago. Stanno crescendo i giovani, questo è importante. Arriva il fischio dell'arbitro. Può bastare per questo primo tempo. Primo tempo, solito primo tempo Viola. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga.
convincente, possono fare molto meglio di così. Dai. Devono recuperare fiducia e non farsi prendere dalla smania di rimontare. Si parte per la seconda frazione di gioco. Dai che la seconda frazione Fiorentina ci deve regalare la remontata. nulla è perduto, Bello Tony, ma bravo. deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita. Tony si deve svegliare però, eh. Fallo, ovviamente non si sa di perché, ma è fallo. Bravo Thiago. Ha provato l'azione individuale Montolivo. senza successo però. Attenzione, Mutu fa una cosa che non ha senso in 52 stati. Tony. Tony! Grande Zidane, molto altruista. E la viola pareggia. Senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile. Ma Mutu ha fatto una cosa da fenomeno. Non si può che subire gol. Tony, vedo dalle statistiche a mia disposizione, ha realizzato il quarto gol stagionale. Però una tripletta ha fatto, quindi solo in 2 partite ha segnato. Si riparte. Non un gran inizio per Lucchetta che deve svegliarsi molto. Fronte rendono questa gara Tony. semplicemente Tony qua è... Palla in avanti verso il compagno. Alla peggio nello scontro di forza. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Palla filtrante per Tony la perde. Tony non riesce a difendere palla, serve una punta centrale per far salire tutto quanto, non mi può fare ste robe. Kroldrup comunque è una bestia, eh. Veron. Tony. E ne perde un altro. Grande Montolivo. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo per gli elementi più pericolosi. E purtroppo è così. I giocatori più fantasiosi vengono Bravo anche sempre Thiago. La dà a Nei Mutu. tempi eravamo Inventa più Mutu. abituati a queste cose. Monte Tony, dove cazzo, eh? La gioca a sinistra. Vergassola. Vergassola. Allunga Grande. il piede verso il pallone. Ma prendila. Prova velocità 63esimo. verticalizzazione. Pallone lungo. Bravo. Lascia davvero a desiderare. Lancio per Zidane, che non è certo rispondere a Fartoni però. Il Sira non so come riuscire a recuperare il palla. Vergassola. Cerca di pescare il compagno col Non mi filtrante. piace questo inizio di azione. Non mi piace. Ha sprecato un buon Fuori, bisillabo di felicità. iniezione di energia proveniente da bordo campo. Chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Allora, Zidane finito. Un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. E anche Mutu è finito. Mettiamo Santana. Spostiamo Veron così fa meno. Vai. Tony. Sponda non riuscita. Ma recupera comunque la Fiore. Gareth. Vai Garettone. Montolivo, che è stato inserito tra i titolari nella partita precedente. Montolivo. Scatta verso il Sapevo io. pallone. C'è l'opportunità per il contropiede. Palla persa sanguinosa. Dai Lucchetta. Ben Niente. fatto, è intervenuto quando Non lei ce la c'era fa. bisogno di lui. Bravo Lucchetta. Ecco un'occasione di Mutu. contropiede. Che è finito Mutu. La recupera. Zidane cosa fa? Possesso della sfera. Zidane. Verso l'area. Niente. La butta via e fa respirare la difesa. Attenzione. Un rimpallo Zidane. Adesso non posso neanche fare i cambi perché non esce la palla. Dio madonna. Il portiere si è ritrovato la palla addosso, ma l'importante in queste situazioni è avere il piazzamento giusto. Adesso devo buttarla fuori io ovviamente. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Ammonito Montolivo per il fallo di 2 ore fa. Calcio, ma adesso dà anche il giallo. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Dai, proviamoci. Grande intensità anche in questi Secondo tempo non minuti. incredibile, eh. Finirà così. Tony, bravissimo Tony. Tony lo dà a Cavani e... Di forza. Gastaldello. La gioca sulla destra. Godo.
Van Bommel. Palla Veron. Tony, bellissimo per Cavani, se sentiamo. Chance per Diaby. Edinson sbaglia. Ma doveva metterla dentro qui. C'è tensione in campo, Fabio. Edinson sbaglia. Sbagliare occasioni del genere. Errore colossale di Edinson. Portanova. Partita combattutissima e ancora aperta. Chi segna adesso con tutta probabilità si aggiudica la vittoria. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere. Dai, sono soprattutto Montolivo. disposte in campo. Veron. Di solito in queste occasioni A pezzi è la Verone si squadra vede. che può decidere il risultato. Devo intervenire molto sul centrocampo con gente ancora esperta che come instant team va bene, però anche giovane. 86esimo. Gioco con pallone a sinistra. Aia. Cerca il compagno libero. Bella apertura. Bravo Silva, mamma mia. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare Montolivo. a segnare l'extremis. No, Bale no. Veron sponda perfetta, magica oserei dire. Arriva Cavani. Attenzione Cavani. Palla filtrante per Tony entra in area. Tony la recupera, non si sa come. Tony. Ci prova. Ed E la sbaglia. Non si partita che si chiude con la grande occasione per centrare la clamorosa rimonta. E invece solo illusione. Mi viene da piangere. Vabbè, dobbiamo ancora migliorare tanto, ragazzi. Siamo sesti, siamo là. Inter, vabbè, chiaramente in strafuga. Le due, andiamo a vedere classifica marcatori e assist. Partite difficili, database. La Serie A, classifica assist, Patrick Vieira a 6, però c'è Pazzini a 4. Bravo pazzo. La classifica goals, del comando Gilardino, Tony e Mutu a 4 reti, dai. Almeno poi non siamo messi male, ma neanche in campionato, solo un attimo. Una cosa volevo vedere, il regolamento che non mi ricordo più. Ok, Champions League, terza dai preliminari. Ok. Ho 3 squadre, compresa questa, tengono questo, va bene, quindi 4 e 5, 6 dovrei andare in Coppa UEFA. Raga, saluto il comandante veneziano, non siamo messi malissimo, però troppi pareggi. Ciao!